Euroregione.news. Coniugare la sostenibilità dei bilanci pubblici con una qualità della cura e dell'assistenza sempre più elevata non è solo possibile, ma rappresenta la rotta obbligata per il futuro del Friuli Venezia Giulia. Lo dimostra lo studio promosso da FNP CISL Friuli Venezia Giulia e CISL Friuli Venezia Giulia. È realizzato dal Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università di Udine, presentato dal professore Andrea Garlatti e da lui condotto insieme alle docenti Silvia Iacuzzi ed Elisabetta Pericolo. La ricerca evidenzia come la deistituzionalizzazione dei profili a bassa fragilità, l'abitare inclusivo e l'accelerazione digitale siano le vere chiavi per governare il cambiamento demografico e generare importanti economie di scala sul territorio, migliorando la qualità della vita delle persone. Garlatti e Iacuzzi hanno precisato che l'incremento di spesa per gli anziani non è imputabile esclusivamente alla dinamica demografica o alla spinta inflazionistica, bensì ad un aumento della complessità clinica e a una forte focalizzazione dell'offerta assistenziale sui modelli tradizionali che oggi assorbono oltre il 60% dell'intero budget sociosanitario regionale. Secondo le proiezioni demografiche, al 2030 si stima che la fascia degli over 65 aumenterà dell'8,5%, mentre i grandi anziani a maggior rischio di non autosufficienza avranno un incremento netto dell'11,7%. Intanto bisogna premettere che abbiamo affrontato solo una piccola parte del sistema. Una parte piccolissima, sostanzialmente i servizi agli anziani tra strutture residenziali e strutture alternative. Sì. Il sistema sanitario è molto più ampio e potrebbe dare delle grandi soddisfazioni, estendere il discorso analitico e valutativo, entrando nel merito. Questo sarebbe un obiettivo sicuramente importante, no? Conoscere per decidere diventa fondamentale, soprattutto quando i processi decisionali poi sono complicati, come è stato raccontato anche dagli operatori, no? Per il segretario generale della FNP CISL del Friuli Venezia Giulia, Luciano Bordin, orientare gli anziani autosufficienti o con fragilità lievi e moderate verso modelli alternativi, come dimostra la ricerca, abbatterebbe i costi complessivi del sistema tra spesa pubblica e rete a carico delle famiglie di oltre 23 milioni di euro all'anno. La riconversione parziale e pianificata delle risorse oggi assorbite dall'istituzionalizzazione impropria di pazienti a bassa e media gravità inseriti in strutture intensive, spiega per la CISL del Friuli Venezia Giulia la segretaria Renata Della Ricca, non rappresenta affatto una riduzione dei servizi erogati, bensì una manovra di efficientamento. La CISL propone di passare da una gestione burocratica a una sanità di prossimità e integrazione, valorizzando il ruolo dei medici di medicina generale, sostenendo l'introduzione del portierato sociale nei quartieri e il potenziamento degli ambiti territoriali sociali. La relatrice ha lodato l'efficacia della telemedicina e l'adozione del deblistering, preparazione automatica dei farmaci. Queste persone ultra ottantenni noi dobbiamo farle vivere bene con delle risorse, le risorse che nella nostra regione non sono infinite, e quindi dobbiamo diventare e vedere dei futuri che possono andare anche verso la telemedicina, la digitalizzazione, il deblistering all'interno delle case di riposo e dobbiamo pensare non solo ospedalizzazione ma altri servizi, altre strutture che possono aiutare le famiglie e gli anziani. A lungo termine i benefici della strategia che delineiamo, hanno concluso Bordin e Della Ricca, si estendono ben oltre il mero dato finanziario, delineando uno scenario in cui innovazione e digitalizzazione diventano strutturali, capaci di favorire lo sviluppo di intere nuove filiere strategiche all'incrocio tra il settore sanitario, il sociale, la tecnologia e l'abitare. Allora, io credo che oggi abbiamo posto il tema di una riflessione. Sappiamo che il sistema è, come dire, difficile, frammentato ed ha delle difficoltà oggettive, anche culturali, rispetto a queste partite. Sulla sanità sappiamo bene, viaggiano interessi i più svariati possibili. Allora, mettere insieme questi interessi è sempre molto molto complicato. Proprio questo è il compito della politica. A noi il compito di sollecitare di dare una mano perché queste situazioni si risolvano, perché ai nostri iscritti che sono pensionati e sono anziani, ma anche ai cittadini di questa regione, si vada nella direzione di dare dei effettivi servizi e di risposte ai loro bisogni di salute.
Il lavoro dell'Università di Udine certifica la linea che la Regione sostiene da tempo, lo spostamento del baricentro dalla risposta all'acuzia alla gestione della cronicità con servizi più vicini alla vita quotidiana delle persone. Lo ha detto l'assessore alla salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi: non possiamo più misurare la sostenibilità del nostro sistema solo con il numero dei ricoveri in ospedale, con gli interventi chirurgici sotto le soglie degli standard di sicurezza o lasciare gli stessi punti nascita con i parti diminuiti in 10 anni di oltre il 30%. Sui modelli alternativi alla residenzialità tradizionale, ha ribadito l'assessore, la Regione ha già investito quasi 20 milioni di euro. C'è poi l'aspetto dell'autosufficienza, oggi considerata allo stesso modo tra condizione lieve e condizione grave. Va stratificata l'offerta, ha detto l'assessore, e il sistema deve offrire nuove prospettive a chi è ancora autosufficiente e accompagnare la trasformazione dei servizi con una visione condivisa. Tra le richieste immediate della CISL alla Regione, uno screening sistematico dei bisogni dell'intera popolazione anziana, una mappatura organica e aggiornata dei servizi disponibili sul territorio, il monitoraggio delle nuove sperimentazioni a partire da telemedicina e deblistering.